Il premio Giorgio Lago Juniores è arrivato alla nona edizione. Molti dei ragazzi che hanno partecipato e vinto hanno intrapreso questa carriera. Alcuni si sono dedicati più alla scrittura, altri al giornalismo. Alcuni sono diventati giornalisti iscritti all'albo, altri collaborano con le testate del Nord-Est. Provateci anche voi, molti di loro hanno cominciato come voi quasi per caso, oppure mossi da una grande passione per la scrittura e ce l'hanno fatta. Partecipate! La lezione di Lago è quella di un giornalismo laico, cioè di un giornalismo che non sostiene tesi, che non vuole vendere dei prodotti, e soprattutto prodotti di idee o sedicenti tali, ma che sta ai fatti, che giudica le cose e non le persone. Io vorrei che alcune doti appunto che erano caratteristiche di Giorgio Lago potessero diventare patrimonio anche per le persone più giovani. Sono tre doti, tra loro molto collegate: curiosità, comprensione e condivisione. La curiosità verso tutto quello che succede appunto nel contesto che ci circonda, la comprensione come volontà di capire, di comprendere fino in fondo quello che succede, cosa ne pensano gli altri, e poi la condivisione, cioè la capacità di davvero condividere quello che si è capito con gli altri. I giovani non sono soltanto il futuro, ma sono anche il presente. Credo che il loro compito sia proprio di dimostrare la loro essenzialità oggi. Il premio Giorgio Lago Juniores è stata prima di tutto un'esperienza stimolante, ma anche un modo per me di farmi conoscere all'interno del vastissimo mondo del giornalismo ed entrare a contatto con questa nuova realtà lavorativa. Io attualmente lavoro per il Gazzettino di Padova come collaboratrice e mi occupo principalmente dei settori social, eventi e giovani. Partecipare al premio mi ha quindi permesso di lavorare e fare esperienza fin quasi da subito. Vi invito a partecipare, tenete presente che ci sono in palio 1.000 euro per il vincitore, 750 per il secondo classificato e 500 per il terzo, oltre alla possibilità, successa già nelle ultime edizioni, per i vincitori di cominciare a fare i primi passi nel mondo del giornalismo. Ciao ragazzi, sono Matteo e oggi voglio condividere con voi la mia incredibile esperienza partecipando al premio giornalistico Giorgio Lago, dove ho ottenuto il secondo posto. È stato davvero emozionante, oltre che ovviamente una crescita personale. Ricevere questo premio è stato veramente indimenticabile e ha riempito il mio cuore di gioia e di orgoglio. E non è tutto, da allora la Tribuna di Treviso, per esempio, mi ha aperto una piccola porta nel mondo giornalistico. Ragazzi, vi invito a non lasciarvi sfuggire questa grande occasione. Ogni passo verso i nostri sogni conta. Mettersi in gioco può regalare opportunità che non sapevamo neppure di avere. Quindi, mi raccomando, partecipate numerosi. Ciao a tutti, io sono Nancy, vincitrice del premio Giorgio Lago Juniores 2022 e con questo video voglio invitare i ragazzi e le ragazze di quinta superiore ad approfittare di questa immensa opportunità e partecipare all'edizione di quest'anno. Il premio Giorgio Lago mi ha aperto le porte del giornalismo. Ormai sono più di 2 anni che collaboro con il Corriere del Veneto. Se questo mondo vi incuriosisce, se vi piace scrivere, se è la vostra passione, il mio più grande consiglio è partecipare al concorso, mettersi in gioco e inviare l'elaborato. Quindi sì, spero davvero siate tanti e buona fortuna. Ciao, sono Beatrice Zavotti, tra le vincitrici del premio Giorgio Lago 2022. Per me il premio è stata un'opportunità straordinaria perché mi sono misurata con la scrittura giornalistica attraverso un elaborato su un tema di grande attualità e molto caro nei giovani. Tutto questo guardando a Giorgio Lago, che è stato un illuminato protagonista del nostro Nord-Est con la sua cultura, la sua professionalità e la sua lucidità. Per me il premio ha rappresentato anche una tappa importante del mio percorso giornalistico che ora sto affiancando agli studi universitari. Da maggio 2023 infatti sono iscritta all'elenco dei pubblicisti dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, raccontando ogni giorno volti, storie e vicende dei nostri territori.